Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È arrivato quindi l'annuncio, parliamo di politica, Pietro Fontanini si rincandida a sindaco di Udine. Decisivo il sondaggio di gradimento nei confronti del suo operato in questo primo mandato da primo cittadino e determinante, afferma, lo sentirete in questa intervista, la conferenza stampa si è conclusa da pochi minuti, anche l'unione da parte del centrodestra sul suo nome. Sentiamo. Ho deciso perché ho sentito in queste settimane una forte spinta da parte di molti cittadini e poi ho la grande solidarietà dei partiti che già sorreggono la mia maggioranza e che mi danno fiducia a continuare ancora per i prossimi 5 anni. È chiaro che ci aspetta una campagna elettorale impegnativa, non so quali saranno i miei sfidanti perché ancora non si conoscono i loro nomi, però l'impegno c'è, la volontà di continuare ancora per 5 anni ad amministrare questa città che ha già avuto da parte nostra dei grossi risultati, però ci attendiamo ancora altre iniziative, altre realizzazioni importanti per qualificare e fare sempre Udine più bella. Sta lavorando anche una lista Fontanini? Sì, penso di fare anche una lista con il mio nome, anche per raccogliere il consenso di chi magari non si ritrova nei partiti e quindi può partecipare ad una lista civica. Il sondaggio è stato anche questo determinante perché ha dimostrato, cioè mi ha dato, poi i sondaggi sono sempre sondaggi, però mi ha fatto capire che c'è dietro a me una forza insomma, che vuole che continui questa esperienza amministrativa. Avevo visto qualche sbandamento così un po', sentivo anche qualcuno che diceva ma forse hanno fatto quello che dovevano fare. E allora ho chiesto alla gente con forza, anche magari in maniera provocatoria, se era vero questo pensiero e ha avuto invece, poi sia da sondaggio che anche da tante persone che mi sono avvicinate, invece un'immagine molto diversa, diametralmente diversa. La cronaca, i carabinieri del nucleo operativo aeromobile della compagnia di Udine nella serata di giovedì hanno bloccato in città a bordo di una vettura guidata da un 55enne di Dignano un cittadino pakistano 25enne che è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione di circa 15 grammi di cocaina preconfezionati in dosi e in soluzioni pronte allo smercio al dettaglio. Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione della Procura della Repubblica di Udine ristretto presso la casa circondariale, mentre l'amico che lo stava accompagnando con la propria autovettura che è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. 7 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 7 a San Vito al Tagliamento, all'altezza della rotonda di Savorgnano, tra via Treviso e via Santa Petronilla. Per cause in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di un mezzo adibito al trasporto di più persone ha perso il controllo del veicolo che è finito poi dentro a un fossato a bordo strada. Sul posto del soccorso 2 ambulanze oltre ai vigili del fuoco. Delle 7 persone, 2 le più gravi con traumi al bacino, al capo e anche una sospetta frattura. Voltiamo pagina, cerimonia di consegna dei diplomi al MIZ, all'Istituto Tecnico Superiore Malignani, riconoscimenti per 225 ragazzi degli 11 corsi del bienni 2018-2020 e 2019-2021. Un'eccellenza che ogni anno sforna nuovi tecnici per settori che hanno necessità di personale specializzato, dalla meccatronica alla robotica fino all'arredo. Sentiamo il presidente Gianpietro Benedetti e la direttrice Ester Iannis. L'ITS al momento è un'evoluzione del perito, cioè è un perito adatto ai tempi e da qui poi le assunzioni rapide. Come sappiamo entro breve almeno l'80-85%, adesso i dati esatti non me li ricordo, ma siamo su questi valori, trova occupazione. C'è una fame di tecnici non da poco che non sono. Oggi vengono consegnati 255 diplomi, che sono tanti ma sono pochi. Noi abbiamo l'obiettivo del 600 che poi si scontrerà piano piano anche con la mancanza o con la carenza di gioventù. Oltre che ai tecnici e agli ingegneri, io studio, mi laureo eccetera e poi da un lato e poi cosa? Vado a fare l'operatore di una macchina utensile come fosse chissà che. C'è questo, poi c'è la demonizzazione che è stata fatta negli ultimi 30 anni della fabbrica e dell'industria, da un lato,
e con la carenza anche di motivazione, del fare. Il segreto nel MIT è in un gruppo, uno staff coeso, formatori che credono nella possibilità di formare i giovani in una maniera diversa. La maniera diversa è rappresentata non nella formazione teorica, ma da una formazione che è operativa, un'operatività non ripetitiva, ma che mette in gioco creatività, risorse. Noi dobbiamo portare i giovani a scoprire se stessi e scoprire i talenti che ci sono nei giovani. E ora sentiamo le testimonianze di alcuni dei diplomati. C'è chi è, dopo una breve parentesi nelle aziende partner del MITS, ha iniziato e ha aperto 2 attività diventando libero imprenditore. Io ho fatto il corso agroalimentare, poi ho avuto l'opportunità di iniziare a lavorare in un'azienda in cui avevo fatto stage, un'azienda partner del territorio, per poi dedicarmi a 2 attività imprenditoriali che ora sviluppo. Un e-commerce e poi gestisco una struttura ricettiva tramite il portale di Airbnb, qua a Udine. Praticamente tu hai trovato subito lavoro, senza neanche... Sì, ancora prima di finire il corso in realtà ho avuto l'opportunità di venire assunta dall'azienda. La mia esperienza al MITS inizia nel 2018 col corso di meccanica e meccatronica additive manufacturing, subito dopo aver finito le superiori. La scelta è stata fatta perché volevo avere un'impronta più volta al mondo delle aziende, al mondo aziendale e avere un'esperienza più diretta con loro. Adesso mi occupo di progettazione meccanica e da poco abbiamo introdotto in azienda anche la stampa 3D e abbiamo iniziato a sviluppare pezzi e componenti da implementare nelle nuove macchine. Dal 1 gennaio al 20 novembre 2022 sono stati registrati in Italia 273 omicidi con 104 vittime donne, di cui 88 uccise in ambito familiare o affettivo. Di loro 52 sono state uccise dal partner o dall'ex. Ricorreva ieri la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, violenza che prende sempre più piede anche sul web. Dalla polizia la raccomandazione: denunciate perché non siete sole. Sentiamo. Da quella fisica a quella psicologica, il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, violenza che si manifesta in tante forme e prende sempre più piede, quella sul web. La polizia postale, diretta in Friuli Venezia Giulia da Manuela De Giorgi, ha rilevato un incremento del 34% dello stalking in rete, di cui 3/4 contro donne. Le molestie sono salite con numeri analoghi, mentre il revenge porn del 110%. Anche le estorsioni a sfondo sessuale sono cresciute e dal 2020 sono 50 le denunce in regione, mentre 6 i casi di cyberbullismo. Le forze dell'ordine raccomandano di denunciare sempre ogni piccolo episodio, anche di vessazione psicologica. La mancanza di rispetto, dire alla propria compagna non di mettere la gonna, questa gonna perché è troppo corta, cioè è una forma di pressione che già denota una mancanza di rispetto. Anche vietare alla propria compagna, alla propria fidanzatina, alla moglie di andarsi a fare un aperitivo con le amiche perché chissà che cosa succede dopo, è già quella un'altra forma di violenza. Non c'è un'età specifica, anzi è un fenomeno che colpisce i giovanissimi. Oggi notiamo anche tra i ragazzi giovani delle fragilità che poi li portano a compiere gesti che sono assolutamente antipatici. Ecco perché dobbiamo lavorare molto per il recupero di queste situazioni. Dobbiamo educare sempre, far capire quali sono i veri valori, perché questa è sottocultura. Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Despar, Aspiag Service, Eurospar e Interspar hanno scelto di esporre nelle vetrine dei negozi del Friuli Venezia Giulia una scarpa rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio e la violenza contro le donne. Un segno con cui Despar, azienda in cui oltre il 65% dei collaboratori è donna, vuole contribuire a sensibilizzare su questa piaga sociale, confermando ancora una volta il proprio impegno per l'universo femminile. Un impegno che il marchio della Bete rinnova tutto l'anno con iniziative in favore delle donne, con campagne di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere. Nelle cantiere dell'ex birreria Dormish a Udine sono visibili le 120 botti in acciaio dove un tempo veniva preparata la birra. La demolizione dell'antica fabbrica terminerà entro Capodanno.
Tanti cittadini si sono fermati in questi giorni a guardare il cantiere dell'ex birreria Dormish, attirati e incuriositi dalle 120 botti in acciaio un tempo utilizzate per preparare la birra, in parte ancora integre, estratte durante gli scavi dell'antica fabbrica udinese. Gli enormi contenitori si trovavano nei 2 piani interrati dell'ex sito produttivo tra Viale Bassi e Via Micesio, rimasto attivo fino al 1988 e colpito 11 anni dopo da un grande incendio che devastò buona parte della struttura. Su quest'area sorgerà Corte Porta Villalta, progetto da 25 milioni di euro finanziato dalla Danieli di Butrio, dove troveranno spazio la nuova sede dell'ITS Malignani, oltre a un'ampia zona di ristorazione e di ritrovo. Il nostro obiettivo, spiega l'ingegnere Simone Franco, responsabile del cantiere, è di terminare la demolizione dell'ex birreria entro Capodanno. Al momento, oltre la metà della demolizione è stata completata grazie all'eliminazione del 50% dei 2 piani superiori e del 30% dei 2 piani interrati dell'antica fabbrica. A gennaio, conclude Franco, contiamo di poter iniziare l'approntamento del cantiere per la costruzione della nuova struttura. Sono sempre di più gli agriturismi in Friuli Venezia Giulia. Il loro numero nel 2021 è cresciuto a una velocità più che doppia rispetto alla media nazionale e sempre di più sono a conduzione femminile. Andiamo a vedere. Più 4,3% rispetto alla media italiana dell'1,3%. È questo il tasso di crescita nel numero di attività di agriturismo in Friuli Venezia Giulia, seconda regione in Italia dopo la Sicilia. Una crescita in controtendenza rispetto al 2020, quando, per le conseguenze pesantissime della pandemia, si erano invece viste tantissime chiusure. A sottolinearlo è Confagricoltura, che spiega come siano sempre di più le aziende rosa, in crescita anche rispetto a quelle gestite da uomini. A oggi la ristorazione agrituristica regionale offre quasi 65.000 posti a sedere. L'agriturismo è il risultato di un lungo processo di radicamento territoriale e di innovazione imprenditoriale, ha spiegato Philip Turval Sassina, presidente di Confagricoltura FVG. La multifunzionalità diventa una strategia economico-imprenditoriale e rappresenta una delle vie alla modernizzazione e alla resilienza dell'intero comparto agricolo. Ma la pandemia non è completamente alle spalle. Il valore economico delle aziende italiane, pur in crescita, è ancora notevolmente più basso rispetto al 2019, con un valore medio di produzione per azienda di poco superiore ai 45.000 euro, mentre nel 2019 era 63.000 euro. Non ci sono altre notizie, l'informazione torna alle ore 19. Buona giornata a tutti.